Una lunga fila attende davanti al Biscione questa mattina, mercoledì 22 aprile, per la riapertura del mercato agricolo a chilometri zero di Conegliano, una riapertura molto attesa sia dai clienti che dalle attività che mostrano atteggiamenti diversi tra loro. Questo Covid-19 non so se sia strumentalizzato, se sia realtà, l'ignoranza purtroppo. Lei continua la sua produzione? Le api non si fermano, la natura fa il suo corso. E il problema nasce nel momento in cui hai ottenuto il tuo prodotto e non puoi venderlo sui circuiti, quelli normali. I segni della positività si vedono meglio nei visi più giovani che in questo periodo hanno saputo aiutare le proprie attività nell'uso di nuovi metodi di vendita. Sì, abbiamo cercato, ovviamente non potendo più venire al mercato, abbiamo iniziato con le consegne a domicilio e abbiamo cambiato il sistema di lavoro, ma insomma diciamo che possiamo ritenerci fortunati. Sei speranzoso? Sì, sicuramente. No, siamo fortunati. Io fra l'altro con la nostra azienda eravamo già partiti tanti anni fa a portare il resto dell'eccedenza all'ingrosso. Quindi diciamo che anche questi 2 mesi, anche se ovviamente la vendita al pubblico dà un incentivo in più, siamo riusciti a tappare qualche buco portando tutto quello che avevamo all'ingrosso. È chiaro che il prezzo non è uguale, ma insomma ci è andata bene e adesso siamo felici di aver ricominciato qua a Conegliano, anche perché abbiamo fatto nel frattempo consegne a domicilio, ci siamo organizzati, abbiamo mandato SMS, ci siamo messi sui network proprio per fare pubblicità e ho visto che c'è stata una buona risposta perché la gente, fra l'altro era anche tempo fa, adesso un po' meno, terrorizzata ad uscire. Il pane è un bene essenziale come giustamente le verdure e il latte. Riusciamo a fare qualche attimo cosa per la gente, anche perché abbiamo quasi una cinquantina di mercati a settimana, anche perché abbiamo un'azienda di 10-11 persone con i furgoni, vediamo solo i mercati. A tutelare gli acquirenti i volontari della Protezione Civile e dei Carabinieri che hanno garantito un ingresso scaglionato senza creare assembramenti né dentro né fuori il mercato. Noi controlliamo uno per uno perché essendo considerato come un negozio devono avere mascherina e guanti indossati, devono mantenere distanza di sicurezza, non fare assembramento davanti ai banchi. Quante persone possono stare all'interno del mercato circa? All'interno del mercato possono stare anche una decina, anche ventina di persone se sono sparpagliate. Certamente se quando vediamo che nei vari banchi ci sono 3 persone che aspettano dobbiamo rallentare il flusso. È un bel vantaggio magari che il mercato sia all'aperto in questo caso? Sicuramente sì. Viene fatto essenzialmente per tutelare anche il cliente, che ha la possibilità qua fuori di stare in una senza sicurezza anche maggiore del 1,5 metri di 2 metri, cosa che non ha nelle corsie del supermercato. E qua trova tutto quello un attimo che vuole, con una qualità però superiore e un prezzo giustamente modico per la qualità che si dà. Quindi questo secondo me è positivo, è un punto di partenza. E il Veneto ha un governatore che ha messo la faccia, perché sta dalla parte, come sempre, dei cittadini, come ha sempre fatto.